Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Piazze e locali saranno presi d'assalto per seguire la finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, ma le forze dell'ordine sono pronte a monitorare il territorio. A Lignano saranno intensificati i controlli con l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza per individuare gli autori di eventuali danneggiamenti. Abbiamo predisposto specifici servizi da parte della polizia locale. La questura di Udine effettuerà il coordinamento e saranno presenti tutte le forze dell'ordine territoriali al fine di presidiare il territorio. È necessario evitare danneggiamenti sia su aree private sia su aree pubbliche, quindi è necessario evitare danneggiamenti delle aiole, delle alberature e non si possono utilizzare le fontane quali piscine. Utilizzeremo il nostro sistema di videosorveglianza anche per individuare eventuali autori di danneggiamenti. Dovremo comunque evitare gli assembramenti, si dovranno mantenere le distanze e anche all'aperto, in caso di mancanza di distanza, utilizzare le mascherine. Saremo numerosi, saranno presenti tutte le forze dell'ordine, quindi sia i carabinieri, la polizia, la finanza, la capitaneria di porto e la polizia locale. Come Lignano, anche Udine e Trieste hanno deciso di non allestire in piazza i maxi schermi per evitare gli assembramenti. Tutto viene lasciato in mano a bar e ristoranti, anche in questo caso con limitazioni. Palmanova, Monfalcone e Cormons sì, Udine, Trieste e Gorizia no. Il Friuli Venezia Giulia si divide per la finale di Euro 2020 tra comuni che scelgono di allestire maxi schermi e chi invece preferisce demandare ai locali pubblici la gestione della folla tricolore. È il caso questo di 3 città capoluogo su 4. I sindaci fontanini di Piazza e Ziberna hanno preferito non prevedere alcuna proiezione pubblica della partita per evitare gli assembramenti che si sono inevitabilmente scatenati dopo il rigore decisivo di Jorginho tra Piazza Pieno Maggio a Udine e le Rive a Trieste. E proprio lì la prefettura ha chiesto il rafforzamento delle forze dell'ordine in campo per l'ordine pubblico, che in caso di risultato positivo potrebbero anche decidere di chiudere al traffico il lungomare triestino, mentre a Udine non ci sarà nemmeno l'Edwall nel Giardin Grande, troppe persone per la semifinale, troppo pericoloso. Non ci sarà maxi schermo nemmeno a Lignano Sabbiadoro, con buona pace di turisti e residenti che dovranno dividersi tra le case e i tanti ristoranti che la trasmetteranno. Di scelta opposta Pordenone, che allestirà in piazza 20 settembre un maxi schermo, senza però dimenticare la pandemia. 830 posti a sedere, tutti su prenotazione, con mascherina obbligatoria anche se si è all'aperto. A ospitare i tifosi sarà anche piazza della Repubblica Monfalcone, mentre in piazza Grande a Palmanova si replicherà quanto successo per i quarti di finale a Lignano. Prima la partita e poi il concerto di Max Pezzali. Infine a Cormons, dove la giornata dell'arrivo in piazza del Giro Donne terminerà con la finale di Euro 2020 e il commento live di Bruno Pizzul. Visita a Trieste del Presidente della Repubblica di Slovenia Pahor, il quale ha rilanciato l'importanza dell'Unione Europea e della fratellanza tra popoli. Il rapporto tra Trieste e il presidente della Slovenia Borut Pahor si rafforza. Il capo di Stato è stato ricevuto questa mattina nel salotto azzurro del Consiglio Comunale, dove il sindaco Roberto Di Piazza gli ha consegnato la più alta onorificenza della città, un onore che ha un solo precedente, visto che è stata consegnata al presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi in occasione del 50ennale del ritorno di Trieste all'Italia. Pahor ha voluto ringraziare il primo cittadino, sottolineando come il rapporto tra la città e la Slovenia sia sempre più solido, sigillato dalla stretta di mano con il presidente Sergio Mattarella dello scorso anno alla foiba di Basovizza. Nell'occasione l'assessore regionale Fabio Scoccimarro ha chiesto al presidente sloveno di togliere le scritte Tito dal Monte Sabotino e realizzare una grande croce a ricordo di tutti i caduti. Pahor si è poi recato nella frazione di Santa Croce, dove ha reso omaggio al monumento dei caduti vittime del nazifascismo e ha visitato la casa di Albert Sirk, per poi recarsi alla chiesetta di San Rocco e al teatro di Albert Sirk e al Museo della Pesca del litorale triestino. I discorsi si sono tenuti rigorosamente in sloveno e senza traduzione. Pahor ha rimarcato i valori fondamentali dell'Europa e l'importanza dell'unione tra popoli. Solo la senatrice Tatiana Rojc ha tradotto il suo intervento, nel corso del quale ha evidenziato la grande importanza dei rapporti bilaterali. Siamo alla cronaca, principio di incendio questa notte intorno alle 4 in un'abitazione di Zuglio. Le fiamme divampate per cause accidentali sono partite dallo scantinato. Il fumo della combustione è penetrato anche all'interno della casa dove stavano dormendo 11 persone, tra cui alcuni bambini. 3 sono state trasportate precauzionalmente al nosocomio di Tolmezzo per accertamenti. Le altre sono state controllate
Sul posto dai sanitari inviati dalla centrale Sores di Palmanova. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo insieme ai carabinieri della compagnia del capoluogo Carnico, contenuti i danni causati dalle fiamme. Ed ora torniamo a parlare di sport perché dovremo avere in collegamento Davide Vicedomini dalla piazza di Feletto, dove sta per partire il Giro d'Italia femminile. A te la linea. Sì, buongiorno Alexis, buongiorno a tutti i telespettatori. Torna il Giro d'Italia, ma questa volta è rosa. Sono infatti le cicliste a percorrere le strade della nostra regione. Ieri l'arrivo a Mortegliano, oggi la partenza in questa piazza, la piazza di Feletto Umberto, tantissime persone ad accogliere le cicliste alla loro partenza. Sono partite da poco le ragazze. Oggi l'arrivo sul Mataiure, sulla carta la tappa più dura delle 9 finora affrontate, con il maggiore dislivello. Tra partenza e arrivo ben 1124 metri appunto di dislivello, un percorso di lungo 120 km. Mandiamo le interviste e poi torneremo per raccontarvi le ultime cose appunto sul Giro d'Italia femminile. Cainero, un altro spot per il Friuli Venezia Giulia con queste tappe, ieri Mortegliano, oggi Feletto, domani il Coglio, ma in mezzo tanto Friuli. Ma sono momenti che a me lasciano un po' anche commosso, perché sembra di essere il Giro d'Italia maschile. Ieri Mortegliano è stata una cosa incredibile, qui è pieno di gente da tutte le parti. Devo dire che premia il lavoro, che è tanto, che è difficile, perché andare sulle strade, credetemi, è molto difficile, però c'è l'entusiasmo, ci sono questi sindaci giovani che vogliono fare carriera e che quindi portano la gente, fanno di tutto, e di questo io sono molto contento. Problemi grossi sono quelli di andare sulle strade, ce ne capita uno al giorno, oggi anche alle 6 eravamo a sistemare una cosa improvvisa, però è la vita è una sfida, una lotta continua, bisogna cominciare a vincere, mai perdere la guerra però. Lirutti è un bello spot anche per Tavagnacco, tantissima gente oltretutto. Assolutamente, poi si sa, tutto quello che va nelle mani di Enzo Cainero viene trasformato in un successo. Averlo cittadino, averlo qua patron del Giro d'Italia prima. Non confondiamo le cose. Io sono emigrante ogni tanto a Udine, ma sono di qua io. Cittadino dalla Cavalè, qua Cavalicco Beralles, assolutamente, tutti e due di Cavalicco. È un grandissimo piacere per Tavagnacco, in questo caso per Feletto, ospitare questa penultima tappa del Giro, un grande entusiasmo popolare, una grandissima partecipazione, una grandissima presenza di pubblico. Ecco, queste le interviste, dietro di me lo striscione, Feletto saluta il Giro. La ciclista da battere Anna van der Breggen, lei ha 3 minuti di vantaggio, manca solo 2 tappe, insomma dovrebbe essere la vincitrice di questo Giro d'Italia. La migliore degli italiani è Erika Magnaldi al 6° posto. Domani la finale del Giro d'Italia con le sali e scendi sul Coglio. E da Feletto è tutto, Alexis ti restituisco la linea. Grazie a Davide Vicedomini e Martina Beraldo per questo collegamento da Feletto Umberto. Ora andiamo a San Vito al Tagliamento, perché domani pomeriggio al Teatro Arrigoni in programma la finalissima del concorso Il Piccolo Violino Magico, riservato ai talenti dell'archetto dai 10 ai 14 anni. Per la gara sono giunti in Friuli 17 enfant prodige provenienti da tutto il mondo. La bellezza del suono del violino con i propri piccoli interpreti migliori animerà il Friuli. Si svolgerà domenica 11 luglio alle 16 all'Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento la finale del Piccolo Violino Magico, concorso internazionale violinistico tra i più accreditati al mondo e riservato a talenti dai 10 ai 14 anni. In settimana si sono svolte le semifinali, che hanno visto impegnati 17 giovanissimi prodigi dell'archetto, provenienti da Europa, Stati Uniti, Colombia, Corea, Cina e Singapore. Il tutto in piena sicurezza, nel rispetto dei protocolli sanitari e con un'elevata qualità musicale, grazie alla direzione artistica di Domenico Mason. Accompagnati dall'orchestra d'archi Arrigoni, diretta da Giancarlo Guarino, i violinisti sono stati giudicati da una commissione internazionale presieduta dal celebre concertista e didatta russo Pavel Vernikov. In finale si giocheranno la corona i 4 talenti che hanno passato il turno e nell'ultima esibizione saranno accompagnati dalla FVG Orchestra. Nella serata che precede l'ultimo atto andrà in scena un altro appuntamento tradizionale del concorso, il concerto di gala in programma in piazza Statlon. Sono
visibili da ieri al Parco Sculture di Premariacco della Braida Copetti le opere dello scultore sardo Pinuccio Sciola, una città sonora costituita da centinaia di piccoli elementi di pietra calcarea e le colonne infinite in omaggio a Gaudì compongono lo spazio pubblico visitabile più importante dell'artista. Ha riaperto a Premariacco il Parco Sculture con l'antologica Suoni, Pietre e Architettura Pinuccio Sciola nella Braida Copetti, un imperdibbile compendio della produzione dello scultore sardo degli ultimi 15 anni, monoliti che richiamano il percorso sensoriale del giardino sonoro di San Sperate e una combinazione delle opere nuove, insolita per la Braida Copetti, rinnovata anche la collezione permanente del parco. Resterà aperta fino al 30 settembre. Quest'anno ospita una nuova collezione all'interno della sua collezione, possiamo definirla così, delle sculture di Pinuccio Sciola, delle pietre sonore, le colonne infinite, dei semi della pace, quindi un piccolo compendio della sua produzione. Sciola è la direttrice generale della fondazione che abbiamo intitolato a nostro padre, Pinuccio Sciola. Nostro padre è andato via ben 5 anni fa, era il 2016, e da allora con i miei fratelli abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione non solo delle sue opere ma anche di tutta la sua filosofia. Successo per Modern Jazz a Udine grazie ai grandi ospiti per la rassegna che Simularte proporrà fino al 26 agosto. Dei concerti in calendario sino al 26 agosto con protagonisti gli Aires Tango, quartetto di rilievo nel panorama musicale italiano che dal 1994 ha pubblicato 12 album collaborando con musicisti di rilievo come Ralph Tower, Enrico Rava, Paolo Fresu, Antonello Salis, Peppe Servillo, con esibizioni dal vivo in centinaia di concerti sia in Italia che in Europa. Il risultato è una sorta di tango trattato dalle caratteristiche spiccatamente latine per le melodie ed i ritmi che lo animano. È così che gli Aires giungono ad una musica di notevole libertà espressiva e di fascino, nella quale gli echi del passato si fondono con le istanze del linguaggio musicale più moderno. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19, ma prima dalle 17 appuntamento con Telefriuli Estate in diretta da Udine per la notte dei lettori. Grazie per l'attenzione e buona giornata.